Mio modello meteo che vi fa vedere la perturbazione che ci sarà oggi al nord Italia. Come ben potete vedere, tutto il nord Italia è coperto da acqua, freddo, pioggia, quindi tutte queste macchie verde e blu sono tutti temporali, ragazzi. Quindi questa è la previsione per le ore 3. Quindi questa previsione qua è il tempo alle 3 di oggi, alle 15. Quindi alle 3 sarà così come vedete questa immagine. Questa è la perturbazione che sta arrivando e che già ci sta comunque su molte regioni. Quindi alle 3 il tempo sarà perfettamente così. Tutte queste macchie verde e blu sono tutte piogge. Sì, sì, avvocato, ci stai pure tu, sì, sì, Friuli Venezia Giulia, Trentino Alto Adige, Piemonte, Lombardia, Veneto, si salva un po' Genova, un pochino Firenze, Reggio Emilia, però il lato, diciamo, tirrenico, noi il lato adriatico, quindi solo queste qua. Il nord Italia interamente, come puoi vedere, vedi, alzo pure lo schermo, vedi, ci stai pure tu, ed esattamente è verde e rosso, quindi è pioggia. Quindi questa è la previsione per le ore 15. Quindi massima attenzione, perché vedete quelle macchie verdi e rosse e arancione significa forte intensità, quindi saranno piogge un po' particolari, intense, diciamo, brevi però pesanti, quindi massima attenzione. Quindi tutto il nord Italia con un po' Firenze, un po' Reggio Emilia, però il lato adriatico. Poi a sud, ragazzi, nulla. Sardegna, Sicilia, non si vede la Sicilia qua, ma vi assicuro che come Roma e Napoli, bella pulita pulita. Il maltempo arriverà anche da noi, però domani. Quindi dopo sicuramente o più tardi farò il video per la previsione per domani, che già ho visto che interesserà pure il centro e il sud Italia, però un poco, forse la Sicilia no, mi dispiace per gli amici siciliani, ma mi sa che la Sicilia non verrà colpita dalla pioggia. Roma, Napoli, Salerno, sì. Forse si salva anche la Puglia. Devo vedere prima, perché aspetterò stasera per vedere la previsione proprio precisa. Quindi faccio passare un po' di ore, così sarà più ancora perfetta la previsione. L'ho vista mo', però fra 2 o 3 ore forse sarà meglio. Si aggiornerà e quindi meglio aspettare. Questa qua è aggiornata per le 3, quindi sono quasi le 2 al momento, quindi tra un'ora, quindi questa è la previsione alle ore 15. Quindi è in peggioramento a nord, ragazzi. Un po' su Firenze, un po' su Reggio Emilia, un lato diciamo Genova, Reggio Emilia lì, però il resto dell'Italia, ragazzi, caldo, caldo e caldo. Quindi ci sentiamo più tardi e farò l'aggiornamento per domani, che sembra che domani colpisca anche noi. Già da stasera può darsi che arriva questa perturbazione da noi. Ok, ciao ragazzi, ci sentiamo al prossimo video, ciao a tutti.